Aiutami! Secondo te fa abbastanza freddo? Oh oh! No, sei troppo alta. No, 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 no. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Colbertaldo, una frazione di Vidor ai piedi delle Prealpi Trevigiane. Percorreremo delle panoramiche creste che ci porteranno a Costa Granda. Attenzione però, non si tratta di un anello ma di una traversata, per cui o si prevedono due auto, una alla partenza e una all'arrivo, oppure bisogna chiudere l'anello attraverso una delle strade asfaltate. Seguiremo il segnavia CAI con i numeri 1017 nella prima parte e 1016 nella seconda. E in parte seguiremo anche questo nuovo percorso tabellato T1 che porta a Col San Martino. Aiutami! Cosa succede? Le spine! Ah, sciocchino. Oh no. Aspetta. 1, 2.
Il sentiero sbuca su una strada che a sinistra porta a Guia. Qui termina il 1017 e inizia il 1016, che però noi seguiremo da questa parte qua verso destra. E infatti è indicato prima il Colmongarda e poi la croce di Costagranda. Abbiamo riferimento. Eccoci arrivati a Colmongarda e adesso il nostro saliscendi sulle creste prosegue per Costagranda. Stiamo arrivando alla base dello strappo di Costagranda. Eccolo qui, è una piccola deviazione di 5 minuti piuttosto ripida, poi torneremo qui. Eccoci arrivati in cima a Costagranda. Non è il punto più alto del nostro itinerario di oggi, ma certamente è il più panoramico. Adesso scendiamo giù, torniamo a intercettare 1016 e ci dirigiamo verso Colmoliana.
Secondo te fa abbastanza freddo? Mamma mia. Chissà quanti centimetri sono. Eccoci arrivati a Col Moliana, punto più alto del nostro itinerario di oggi. Adesso continuiamo ancora un po' avanti da questa parte e andiamo a visitare le trincee completamente ristrutturate della Prima Guerra Mondiale. E poco dopo le trincee siamo arrivati a un bivio. Volendo, andando giù di là a destra, si scende a Col San Martino. Noi invece andiamo a sinistra, continuiamo a seguire il 1016 e scendiamo giù a Guia. E scendendo di qua troveremo delle bellissime cascatelle. Passaggio un po' delicato perché è scosceso, un po' ripido. Hanno messo però un bel parapetto. Oh oh.
Non banale. No, sì. No, sei troppo alta. No, 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 no. Bene, eccoci arrivati al termine del nostro itinerario, nella piazza al centro di Guia. Il percorso è stato molto vario e suggestivo, da catalogarsi come escursionistico. Attenzione solo alla discesa finale, che è un po' più impegnativa. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.